Una giornata di grandissimo spettacolo e cultura, una cornice splendida, Villa Cordellina per chi non l'ha mai vista, che merita di essere visitata solamente per vedere i dipinti del Tiepolo, ma soprattutto una valenza che va ben oltre i confini della provincia di Vicenza. L'AMBAC regionale che invita tutte le bande del Vicentino, ma anche con qualche aggiunta da extra provincia, le pro loco della provincia di Vicenza che si mettono in mostra, chiamando anche pro loco che arrivano dal resto del Veneto. È veramente un momento di festa che va, ripeto, ben oltre i confini della provincia. Possiamo dire che a livello regionale è forse la più bella festa popolare che mette assieme tanti attori per rendere, ripeto, una domenica, mi auguro, gradevole in spensieratezza, ma anche con approfondimenti culturali che sono di interesse sicuramente di tantissime famiglie. Quindi appuntamento a Villa Cordellina il 6 aprile. 50 Proloco e 15 bande. Le Proloco è il cuore dei paesi, le bande la voce dei nostri paesi, quindi non mi resta che invitarvi tutti voi a venire a godere questo spettacolo che ci sarà in Villa Cordellina, la casa dei cittadini vicentini, il 6 di aprile, perché questa rappresenta una grande manifestazione ma soprattutto un grande evento di cultura popolare, una promozione turistica per quello che è il vicinato, quindi le altre 7 province del Veneto che potranno vedere tutti gli eventi che ci sono nella nostra bellissima provincia durante i 12 mesi, quindi un'occasione per documentarsi ma per godere anche di una sorta di anteprima di quelle che poi saranno le sagre che tutti noi conosciamo dei nostri bellissimi paesi. Ringrazio per l'ospitalità la Regione del Veneto, in particolare il Presidente Giambetti, ripeto, per la sua vicinanza al nostro mondo e la sua presenza, nonché la provincia di Vicenza, anche per l'idea del Presidente Nardin e del delegato Conzo di affidarci la responsabilità di organizzare questa manifestazione assieme all'AMBAC. È stato un successo incredibile, stiamo cercando di limitare le pro loco perché poi si è diffusa, grazie anche a settembre, questa iniziativa e oltre, come ha detto prima il Presidente, oltre 50 pro loco, ma soprattutto voglio ricordare i 700 e più volontari che parteciperanno a questa manifestazione. È una vetrina importante per le nostre pro loco, soprattutto perché è l'inizio della primavera, quindi poi ci saranno le nostre feste, le nostre sagre e quindi abbiamo veramente la possibilità di promuovere i nostri prodotti. Un grazie naturalmente a chi lavora, alle varie segreterie provinciali e alla nostra provinciale dell'Umpli e speriamo nel tempo, ma contiamo e siamo molto fiduciosi.